Pensare di andare a penalizzare le imprese e i lavoratori per un'impostazione che il Movimento 5 Stelle e Sinistra vogliono tenere mi sembra profondamente sbagliato. E devo dire mi sorprendo anche delle prese di posizioni che hanno preso alcune forze politiche sul tema, perché mi sembra di essere stato sempre molto chiaro, sempre detto che tutti abbiamo che la guerra finisca il prima possibile, ma anche ho detto con altrettanta chiarezza che esiste un'organizzazione terroristica che sta facendo massacrare i propri cittadini utilizzati come scudi umani, che sta bloccando l'arrivo di aiuti umanitari alla propria popolazione, che sta utilizzando i bambini per difendere i miliziani utilizzandoli, ribadisco, come scudo umano. Ho sempre parlato in modo molto chiaro, forse con parole anche difficili della questione. La sinistra invece dice che non parlo di Gaza, è l'esatto opposto, forse non dico quello che a loro fa piacere sentire. Ma a me piace utilizzare parole di verità rispetto a un mainstream che sta purtroppo falsificando la realtà del dramma che sta vivendo quella popolazione, ma cercando di strumentalizzarla politicamente.